Team number 5, congratulations! Il team vincitore, 3 italiani e un'emirata, è composto da 2 alunni della scuola odierna di Palma di Montechiaro, comune della provincia di Agrigento. Sono Anna Rita Contrino e Angelo Ingiaimo. Possiamo abbassare la musica, teniamo le immagini del padiglione della Soccer Andata Cup sullo sfondo. Così la scuola odierna di Palma di Montechiaro, con in testa il dirigente Annalia Todaro ed il professore Carmelo Ferrara, referente del progetto, è volata a Dubai in occasione dell'Expo 2020 e ha portato a casa un'importante vittoria. Si tratta di una competizione internazionale interamente in lingua inglese, 4 sfide su cui i ragazzi hanno prodotto delle ipotesi progettuali. Dall'1 al 6 marzo 6 alunni dell'Istituto Tecnico Informatico dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro hanno avuto la possibilità di partecipare a delle attività realizzate dal Ministero dell'Istruzione presso il padiglione Italia dell'Expo di Dubai. Un'esperienza unica che ha visto i nostri alunni confrontarsi con delle realtà internazionali, un'esperienza indimenticabile sia dal punto di vista della loro crescita umana che formativa. Le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale spingono infatti verso delle attività che mirano allo sviluppo di competenze. Nel caso specifico il percorso proposto dal Ministero dell'Istruzione era legato allo sport. Già nel mese di gennaio gli alunni avevano accolto la sfida del Ministero realizzando un'attività formativa che li aveva visti vincitori della prima sfida a livello internazionale. A giudicare i lavori dei team una giuria composta dagli organizzatori delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È il team vincitore direttamente dalla Sicilia. In poche battute, l'esperienza della Soccer Andata Cup qui ad Expo Dubai. Allora, l'esperienza è stata molto bella perché nonostante tutti i sacrifici che abbiamo fatto ci siamo anche divertiti e abbiamo legato anche tra di noi. Come ha già detto il professore Ferragina, abbiamo usato i dati dell'Università di Pisa per estrapolare 3 dati tra questi, che sono i passaggi totali del portiere, i passaggi corti e tutte le azioni svolte fuori dall'area. Come ad esempio abbiamo notato che Pepe Reina ha svolto il 76% delle sue azioni fuori dall'area, che è un dato molto notevole. In conclusione, dopo aver svolto questo progetto che si occupava di sfatare dei cliché, abbiamo capito che negli ultimi anni il calcio è cambiato molto. Il portiere non è più un giocatore che sta soltanto tra i pali, ma è fa parte della squadra. Velocemente i vostri nomi. Io sono Lorenzo. Io Martina. Angelo. Sofia. Anna Rita. Luca. E allora, il professor Carmelo Ferrara, il dirigente scolastico, una scuola siciliana, protagonista di questa Soccer Andata Cup incredibile ad Expo Dubai, l'emozione di seguire e accompagnare questi ragazzi. Un'emozione grandissima perché una scuola siciliana di un paesino piccolo della Sicilia che partecipa a un evento così importante, un evento internazionale e vince. Non avete idea di quello che è successo al paese, cioè tutti li osannano, sono invidiosi nel senso positivo. Pensate che questi ragazzi, alcuni di loro non avevano mai preso un aereo e si sono trovati a vivere un'esperienza forse più grande di loro. Il Ministero sta battendo molto su questo, la scuola non è più quella che abbiamo che era ai miei tempi. Numeri di pagine, date, adesso la scuola deve sviluppare competenze e queste attività che il Ministero sta facendo sono veramente formative. Abbiamo dato delle opportunità grandissime a questi ragazzi che da domani sicuramente saranno migliori e soprattutto avranno
più fiducia in se stessi, e questo è una cosa che la scuola oggi deve dare: sviluppare competenze e formare il cittadino del futuro, che non è soltanto un insieme di nozioni ma anche di competenze. Durante le attività realizzate presso il Padiglione Italia hanno avuto un'altra occasione formativa legata a quelli che saranno i giochi invernali di Milano Cortina. Anche qui protagonista lo sport. La loro sfida era individuare delle scelte attraverso un contributo di idee per il riutilizzo delle strutture che saranno realizzate per i giochi appunto di Milano Cortina. L'esperienza chiaramente è stata unica, hanno avuto modo di relazionarsi con studenti degli Emirati Arabi, con studenti delle altre scuole individuate dal Ministero, hanno avuto modo di mettere in campo tutte le loro competenze e dimostrare come la scuola italiana miri a trasformare le conoscenze in competenze e sviluppare il pensiero divergente.